calcio di rigore per l'Hellas. Io me la stavate rubando. Pure oggi me la stavate rubando. Pure oggi. Quest'arbitro è scandaloso. Quest'arbitro Fabbri è scandaloso. Sei a 5 metri, come fai a non vedere che è calcio di rigore? Come hai fatto a non vedere la gomitata di bastoni sul difensore del Verona? Cioè ragazzi, ma di cosa vogliamo parlare? Questo è il livello della Serie A, degli arbitri di Serie A. Ma andate tutti a fare in Arabia Saudita, cioè è incredibile. Tu non puoi, cioè io quando vi dico che l'arbitro decide la partita è per questo motivo, cioè l'Inter doveva stare minimo 4-1, 4-0 addirittura, 4-0. Non mi sto corto 4-0, perché Arnautovic sbaglia 3 cose clamorose. Ora tirerà Henry, vediamo se Henry la butta dentro, ma sta a vedere, io c'ho Sommer contro, ma Sommer pare il calcio di rigore. Perché tanto è così, andrà così, cioè un arbitraggio scandaloso. Ma Henry, Sommer, non me ne vogliono gli interisti, ma ce l'ho contro. Un -2 vale oro per me, quindi vale oro. Dai, Henry glielo para. Lo spalo! Fallo ruscio fuori, l'Inter la vince. Gli scudetti si vincono così. Voglia dice, gli scudetti si vincono così. Poi che hanno rubato è un'altra questione. Che hanno rubato il 2-1 è un'altra questione. Ma gli scudetti si vincono così, con il mazzo. Il Napoli l'anno scorso l'ha confermato. A parte il Napoli giocava un calcio superiore a tutti. Però, 2-1, zitti. Gli Juventini che gufano dovranno stare zitti. 2-1, rigore sbagliato. L'opportunità ce l'avevano per rimediare. Che dire. Gli scudetti, non fate segnare la doppietta a Lautaro perché ce l'ho contro, quindi la partita non finisce più. Qua siamo al 100°, incredibile. Finirà prima o poi questa partita. Mamma come lo calcia male Henry. Come lo calcia male, mamma mia. Comunque Arnautovic è scandaloso, Interisti non me ne vogliano, ma è scandaloso Arnautovic. Non me ne vogliate, ma è scandaloso veramente. Comunque quel 2-1, hanno fatto una latrata di qua e una latrata di là, diciamo così, per accontentare il Verona. E ha detto sì, è calcio di rigore. A parte il rigore c'era, era sacrosanto. No, non la date a Lautaro, ecco, bravi. Non la date a Lautaro, per piacere fatemi questo piacere, segnate tutti tranne Lautaro. No, fuori, è finita. 2-1 dell'Inter, Possiamo dire rapina, sì, mezza rapina. Non è nemmeno da ribattere perché i giocatori sono stati correttissimi. Gli scudetti si vincono così, con il mazzo.